Presentata anche una nuova campagna informativa dell'Arlef, c'era anche l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. Assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, la Regione a supporto della nuova campagna di sensibilizzazione per lo sviluppo della lingua friulana nel territorio regionale, che significato ha? Un significato profondo, e di campagne promozionali come queste ne abbiamo fatte tante nel corso degli anni e continueremo a farne. Questo per spingere sempre di più l'utilizzo della lingua friulana nei cittadini friulani. Una minoranza che in realtà è una maggioranza per la regione, perché stiamo parlando di più della metà della popolazione del Friuli Venezia Giulia che è friulanofona e che ci garantisce una delle specificità dell'amministrazione della regione Friuli Venezia Giulia stessa, cioè il fatto di essere così ricchi di lingue, identità e culture diverse, il friulano ma anche lo sloveno e il tedesco, e rafforzare queste specificità anche con campagne di promozione come quella che stiamo lanciando oggi significa fare in modo che quella specificità non vada dispersa, che quel patrimonio identitario e culturale non vada disperso, ma anzi venga rafforzato, non solo in chiave culturale ma anche in chiave di difesa del nostro statuto di autonomia, che fondamentalmente oggi, cadute le ragioni storiche per il quale quell'autonomia è stata concessa, è l'unico elemento che ci difende nella nostra autonomia.